Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi video molto interessante, come avete capito anche dal titolo, perché presenteremo la nuovissima X5 e seguiremo anche dei test super interessanti. Ma parliamo prima di qualche caratteristica tecnica. HDR fino a 5.7K 60 fps, raga, questa è veramente una rivoluzione. Triplo chip AI, quindi più potenza di calcolo, zoom in più puliti grazie anche al software più potente, lenti resistenza zaffiro. Sì ragazzi, questa volta veramente sarà difficile distruggerle. E oltre a questo Insta ci ha fornito anche la possibilità di poterle riparare in pochissimi secondi, ma questo lo vedrete a breve nel video. Un'altra caratteristica che spacca tutto, il Pure Video. Finalmente potremo realizzare delle riprese di notte assurde. Io già l'ho testata tutta la settimana, ho fatto diversi video con diverse angolature e credetemi, questa veramente è la svolta, perché adesso abbiamo le riprese fighe di notte anche a 360 gradi. Torni a casa, grazie all'editing veloce, l'app grazie all'intelligenza artificiale già seleziona dei frame, vi aiuta, vi agevola tantissimo nell'editing. Non vedo l'ora di portarvi tanti ma tanti video, già ho registrato qualcosina e credetemi, tanta roba. Posso continuare a tenerla anche accesa perché grazie all'autonomia di 180 minuti aumentata del 30% rispetto alla X4 e grazie anche al fatto che in soli 20 minuti si ricarica fino all'80%, ricarica ultra veloce si può dire. Ma adesso non siete qui per questo, andiamo a testare la resistenza di questo gioiellino. Primo test, proveremo a graffiare la lente resistenza zaffiro con una vite, vediamo come si comporta. Non si graffia, cioè guarda, vieni qua, la plastica si sta graffiando ma la lente è intatta e ragazzi lo potete vedere anche dalla ripresa stessa della Insta360. Primo test superato e l'ho graffiata con la vite, cioè c'ha pure la filettatura, dovrebbe graffiarla. Alziamo l'intensità del test. Secondo test, resistenza agli urti. Oh, bam! Ho fatto anche l'ultimo. Cioè io non ci credo, Manu. Semplicemente sporca, è semplicemente sporca. No, devo riprovare più forte. Ma siamo motociclisti e proviamola con le diverse inquadrature. Adesso, grazie alle lenti resistenza zaffiro e grazie al fatto che si possono sostituire, questo problema non c'è più. E quindi voglio provare tutte quelle inquadrature estreme che tanti di noi motociclisti abbiamo paura di fare, proprio perché naturalmente rischiamo di buttare un bel po' di soldini. Ed è proprio per questo che anche il kit di riparazioni lenti costerà pochissimo. No! Ce l'ho grattata! L'ho grattata per curvare! Dovevamo farlo adesso il terzo test! Voglio vedere! No! L'ho grattata, Manu! Ragazzi, dovevamo fare quella curva lì, abbiamo fatto questa. Andiamo a vedere il responso. Eh sì, grattata, ma il bello è proprio che adesso andiamo a sostituire il kit lenti e lo ripariamo in due semplici mosse. Ragazzi, dato che l'abbiamo grattata, adesso testiamo anche la resistenza e proviamo a spaccarla del tutto. Abbiamo recuperato un po' di attrezzi. Vabbè, voi dite la stai colpendo dalla parte già rovinata. Aspettate. Oh Manu, io la colpisco forte ma non si graffia. Si sporca ma non si graffia. No, aspetta, dai. Ci devo dare la martellata proprio forte. Però la do di là. Vogliamo essere più cattivi? Ma è seria? Come devo fare? Manu, non si rompe. E allora sai cosa ti dico? Proviamo a romperla come facciamo noi. Test di impennata. Adesso
proveremo a grattarla per bene insieme allo stop del CB. Raga, inoltre non avete idea di quanto l'audio sia migliorato. Vi metterò anche adesso in sovraimpressione delle clip con l'R1 senza microfono, solo con la cam montata sullo specchietto, quindi bella, pronta a prendere tutto il vento. E credetemi, grazie al nuovo software l'audio è una bomba, veramente è una bomba. Tutti terrorizzati. Ragazzi, era un test di resistenza, non vi preoccupate. Oh, non si è spaccata. Manu, non si è spaccata. Dobbiamo riprovare. Oh, ma l'ho buttata di forza. Non si è spaccata adesso. Non si è spaccata. Cioè ragazzi, stiamo parlando che io la sto grattando a terra di forza, buttando la moto a terra, si graffia e penso sia anche normalissimo sull'asfalto, ma non siamo capaci di spaccarla. Dobbiamo fare un test ancora più resistente. No, non si spacca, quello è il bello. Meno graffiata? No, graffiata, ma stai parlando, hai capito come la sto grattando, Vince? Cioè, è assurda. Questa è la nuova, eh? Ma se tu guarda, dammi le chiavi, dammi le chiavi. Questo è l'obiettivo buono. Cioè si graffia la cam qua perché vedi, quella è plastica. L'obiettivo non si graffia. Hanno fatto le lenti resistenza a zaffiro. Serve un diamantino. Sì, ma non riesci a fare sta cosa. Ci vuole il diamantino, bravo per scaffirlo. Per rimane, The next day. Una bottiglia di vetro ci vuole adesso. Proviamo a vedere se vetro e vetro si spacca. Dovresti provare col sinistro di Tyson, se no. A few moments later. Proveremo a colpirla tipo mazza da golf. Avete mai usato una Insta360 X5 come una mazza da golf? Ho un po' d'ansia, ma tanto lo so che sono riparabili, quindi diciamo che non ho mai giocato a golf, ragazzi, che sia chiaro. Ripeti. Non si spacca. Cioè io gli devo dare un colpo anche con l'obiettivo buono. Cioè non si è nemmeno scalfita. Cioè no, la devo spaccare. La devo spaccare, non mi interessa. Non si spacca. Ho sbattuta pure a terra. Due, tre. Raga, si è spaccata la bottiglia, ma la LED non si è spaccata. Dobbiamo provare con la... Cioè, cosa la può rompere? Cioè, ragazzi, abbiamo i graffi sopra perché abbiamo fatto i test di grattata, ma è integra. Si deve spazzare il vetro adesso. A little later. L'unica soluzione sarà colpirla col martello di forza, di cattiveria, perché devo spaccarla. Ma non si spacca, te lo giuro. Cioè, è più forte questa, si spacca la gamba. Ma non si spacca, come ce la fa? No, va. Mi sto leggermente arrabbiando. Adesso prendo e la spacco a terra. Vediamo una cosa. Voglio provare una cosa. Lo inchiodi il chiodo? Ma non ha inchiodato il chiodo. Pensavo si spaccasse con il chiodo, che è più piccolo come punto di impatto. Ma lo fa entrare nella porta, ma non si spacca. No Maria, io esco. Sta calando la notte, quindi approfittiamo, impostiamo Pure Video Plus 5.7K 30 fps e ragazzi arriva anche fino a 8K 30 fps. Questa cosa veramente assurda per creare dei reel o per creare quei video fighi destinazione social. Questo veramente svolta tutto perché la qualità è assurda. La cam, grazie all'intelligenza artificiale, vi seleziona già i frame. Editare le clip tramite l'app è semplicissimo. Che dire, io sto solo andando al manicomio perché non si rompe. Cioè dovrebbe essere il contrario, cioè dovrei essere felice, però io la devo rompere. Cioè salta il chiodo ma non si spacca, Manuè. Prova a martellare il chiodo con la punta. Ragazzi, credetemi,
Non si rompe. Ma che devo fare per romperla? Lanciarla con la 09? Cioè devo lanciarla con la 09 per romperla. Raga, siamo anche all'interno, quindi più buio. E adesso andiamo a sostituire la lente danneggiata. Anche perché dobbiamo far vedere ai ragazzi a casa che non è che se compri il kit poi dopo è meno resistente o altro. No, noi abbiamo preso il kit e testeremo anche la resistenza della lente fornita nel kit. Allora, qui sicuramente abbiamo la lente perfetta con la sua clippetta. All'interno del kit, che costa veramente poco, ma più che altro vi evita lo sbatti di mandare indietro la cam, riportarla, cioè questo lo poggiamo sulla cam. Ok, andiamo ad alzare la lente. Che figata, che figata, pulitina, e applichiamo la nuova lente. Rimpostiamo questo, lo riavvitiamo, 2 giri completi e raga, abbiamo riparato la lente completamente, che te lo giuro, sta cosa è una figata. Hai sudato un po' però? No, ho sudato perché fa caldo più che altro qui dentro, raga, ci stanno 50 gradi all'ombra. Ma adesso la sfida riprende, perché proveremo a fare un test estremo, un test crash, un test anche per vedere se realmente questo kit di riparazione mantiene il nostro stress test. Raga, andiamo ad imbragarla per bene, perché veramente non siete pronti al test che faremo adesso. Naturalmente raga, stiamo salvaguardando quello che è lo schermo. Lo scopo di questo video non è distruggere la X5, ma è far vedere quanto le lenti Zaffiro, la nuova lente resistenza Zaffiro, è resistente. Cioè quello è lo scopo di questo video. È fattibile ragazzi, è fattibile. È pieno di brecciolino qua, è sporco, qua si rischia di scivolare. Raga, devo avere il coraggio di farlo. Lo faccio? È facilissimo impennare, vedete? Non ha tozzato, doveva tozzare. La dobbiamo abbassare di più allora. E mai tozzato, vaffanculo. Ti devi spaccare per forza. Ma non si spacca. Più forte. Più forte, mi butto a terra più forte. Raga, da come vedete è facilissimo pennare. Ma se non ti sei spaccato adesso? Non ancora. A little later. Mi sto allenando a cadere oggi, ragazzi. Da come vedete è facilissimo pennare, vedete, ci sono le persone che guardano. No! Ma quanto sono un attore, però, devi essere sincero, sono bravo a cadere. Non si è spaccata ancora. Oh, ma sono maledetto e non lì. Allora, Ista, se la moto si rompe e la Ista non si rompe, dobbiamo capire un attimo come continuare questa collaborazione, Provo a ricadere, man. Cadremo diverse volte oggi, finché non si spacca, non mi interessa. Vedete, raga, è semplicissimo impennare. Soprattutto... No! Si è spaccata secondo te adesso? Se non è spaccata non si può. L'ho colpita pure col piede! Non si è spaccata. No, per niente. Raga, io ho più di buttarmi a terra tutte queste volte. Cioè, Ista, mi fai capire che cosa dobbiamo fare qua per spaccare questa cosa? È così. E nemmeno, fra l'abbiamo martellata. L'abbiamo usata come mazza da golf per colpire le bottiglie di birra. Posso fare io? Vai, dai un calcio, vai. No, se devi spaccare la lente, il calcio me lo dai qua, fra, qualche problema. La lente!
Non si spacca, vai, non si spacca. Ista da fare motocicletta. Ista, senti il consiglio di Giovanni, dobbiamo iniziare a fare le moto se sono così indistruttibili, Ma è intatta, è pure sporca, ciò. No, è sporca ma è intatta, cioè è graffiata. No, di nuovo, raga, io sono sudatissimo e sto rischiando di ammazzarmi a botta di cadere. Però siamo degli stuntman professionisti, quindi YouTube non ti preoccupare, abbiamo l'assicurazione, eh. Vediamo adesso se in questa... Oh, quello si è grattato pure lo scotch, tutto. Ma non si è grattata la lente, raga. Non si è grattata la lente, non mi interessa. La devo portare finita. Il mio obiettivo è spaccarla. Ah, non la moto, la Ista. Raga, vedete, è semplicissimo impennare, avere il controllo, poi frenare, sgommare. No, 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 no. È simulato il no, 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 ragazzi, però capitela la parte, che cazzo, come lo facciamo l'hype, oh. Guaglio, non si spacca. Io mo prendo e la prendo, cioè non lo so, a sassate. Giù, ma se io devo spaccare la moto per spaccare la lente, aspetta, prendo la lente e la spacco di forza. Cioè non è possibile, io non riesco a spaccare sta cosa, va giù. Cioè ragazzi, porca vacca, obiettivo nuovo, sostituito. Si graffiano ma sono ultra resistenti. Qualcosa di assurdo, veramente. Nuovo test. Impennerò, Manuele lancerà la cam e poi cadrò lo stesso, giusto per lo sfizio di farlo. Ragazzi, Manuele l'ha lanciata e si è fatto questo piccolo graffiettino che vedete qui. Fammi fare un po' di barnotte e guarda l'obiettivo così, che gli alziamo un po' di pietre. Hai lanciato le scintille. È lo stesso, ragazzi. Maro. La pulisco e ritorna nuova. Della strusciatella. Ma si graffia, non Ma si l'abbiamo rompe. graffiata già. deve Oh, ho grattata con lo stop del CB a terra. Si graffia ma non si spacca. Sto andando in bestia, frate, lo giuro, sto sudando, mi sto buttando il sangue, mi sto innervosendo. Vista questa volta veramente le fatte resistenti, Ma inizierò a colpire cose a caso. Cioè si è rotto ma non si rompe. Prendo questo. Ragazzi, ma non si scalfisce nemmeno. Questo palo, questo mi piace, questo palo. Oh, le campane! Oh, si è spaccata! Si è spaccata! L'abbiamo fatta! Andiamo a cambiare la vabbè, domani andiamo a cambiare la lente. Andiamo a cambiare la lente. Guarda il vetro che cade. Il crash non l'ha spaccata. Cioè io non me lo spiego veramente, ragazzi. Assurdo, veramente. Questa volta ti sei veramente superata. Vi ricordo sempre, raga, del link in descrizione. Adesso in 2 semplici passaggi andremo anche a sostituire questa lente. Tanta roba veramente, raga. Raga, c'è un pallino che è il punto di riferimento. Lo andiamo ad agganciare. Andiamo a girare 2 volte verso sinistra, come se volessimo svitare. Una volta rimosso questo, abbiamo tutti i vetrini che buttiamo giù. Pipetta, andiamo a pulire minuziosamente tutto. Lente nuova posizionata, andiamo a serrare il tutto. Stringiamo al massimo, rimuoviamo questo, diamogli una pulitina. Raga, obiettivo cambiato. Te lo giuro, Manu, sono contentissimo. Ho rischiato veramente la vita un paio di volte con quei crash, ma raga, veramente sono stracontento della resa di questa cam. Non vedo l'ora di provarla al più presto, anche perché ho un mega spoiler per voi. Sto cambiando lo scarico alla mia R1 ancora una volta. Ancora più cattivo, ancora più bello. Tenetevi pronti, noi ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao.